Il TAR del Veneto dice no al titolare del bar di via Chiesa Nuova a Padova e conferma la sospensione della licenza per 60 giorni disposta dal questore Marco Dorisio ai sensi dell'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Una decisione arrivata dopo mesi di controlli della squadra mobile e dell'ufficio prevenzione generale. Il locale, secondo gli accertamenti, era diventato il luogo abituale di frequentazione per persone con precedenti penali per droga e reati contro la persona e il patrimonio, determinante l'arresto del 23 maggio scorso per detenzione di cocaina e hashish e ritrovamento di frammenti di droga su un tavolo vicino al bancone, sempre presidiato da un addetto alla somministrazione. Della ricostruzione hanno pesato anche le segnalazioni dei cittadini arrivate tramite l'app YouPoll. Il provvedimento era scattato la sera del 26 maggio, 9 giorni dopo il titolare aveva ottenuto dal TAR la sospensiva e riaperto il locale. Ma il 1° luglio i giudici amministrativi hanno bloccato il ricorso e ieri pomeriggio la polizia ha notificato la sentenza al gestore. Dei 60 giorni previsti, il bar ne aveva scontati solo 9, dovrà restare chiuso quindi altri 51 giorni.